4 anni e 8 mesi è la pena richiesta dal pubblico ministero del Tribunale di Belluno per Angelika Atter, l'automobilista tedesca di 32 anni che il 6 luglio 2023 ha investito una famiglia di Favaro Veneto in vacanza a Santo Stefano di Cadore. Una tragedia nella quale persero la vita il piccolo Mattia Antoniello di non ancora 2 anni, il papà Marco e la nonna materna Maria Grazia Zuin. Nell'udienza preliminare, il difensore dell'imputata per triplice omicidio stradale ha chiesto un ulteriore rinvio per avere modo di definire l'altro procedimento penale in capo alla Hatter per le lesioni inferte al personale sanitario dell'ospedale psichiatrico in cui è stata ricoverata, avanzando poi la possibilità di un patteggiamento per l'investimento. È stato a questo punto che il sostituto procuratore ha avanzato la sua richiesta di 4 anni e 8 mesi, comprensiva di tutti gli sconti di pena previsti dal rito e dalla condizione di semi-infermità riconosciuta alla donna. Il giudice ha quindi disposto un rinvio all'8 ottobre per acquisire la relazione dei servizi psichiatrici. Chiuso nel dolore a Favaro, Lucio Potente, che nella tragedia ha perso la moglie, il nipote e il genero, non ha voluto rilasciare interviste al microfono. Abbiamo già un ergastolo da scontare, ci ha detto al telefono, riferendosi evidentemente a quella tremenda condanna che gli è stata inflitta il 6 luglio 2023. Non so niente e non voglio sapere niente, ma sapevamo che succedono cose vergognose in Italia. Lo studio 3A, che assiste la parte offesa assieme all'avvocato Berardi, ha fatto sapere che i congiunti sono già stati integralmente risarciti, ma si aspettano una risposta importante anche dalla giustizia penale, pur sapendo che nessuna condanna potrebbe ripagarli dell'immenso dolore patito.